dopo faremo degli altri interventi, faremo un intervento anche di fatto, come spiega sicuro, una volta che vieni qua, vieni dalla Lombardia, gli ospiti esteri li facciamo sempre parlare, non parliamo. Ecco, vi ricordo anche che Franco è il direttore del Miglio Verde, che è un quotidiano online, che se qualcuno vuole leggere qualcosa di diverso dalle solite pazzane che ci raccontano i giornali italiani, è una buona opportunità. Dopo, allora adesso farò un intervento Polo, voleva solo dire una cosa del Polo, che se conoscevo da qualche anno, voleva dargli un applauso a Polo per un motivo molto semplice. Che Polo è stato candidato a San Bonifacio come sindaco e al primo turno Polo è stato quello che ha ricevuto più voti di tutti quanti. Dopo al ballottaggio naturalmente è stato il solito gioco dei partiti tutto quanto, quindi ne arriva secondo, però per coerenza Polo dopo si è dimesso, e adesso non ti sei neanche consigliere, ma sarebbe questo si è dimesso perché il suo obiettivo era di arrivare primo e di fare qualcosa che fosse completamente fuori dagli schemi italiani e italiani, perché aveva un programma ben deciso, che era un programma di rottura col sistema e quindi non potendo attuare lo si è dimesso. Ecco, quindi un applauso per questo, per la coerenza che purtroppo nella politica è proprio una delle cose che manca proprio, perché abbiamo visto di tutto, politici che saltano da una parte all'altra e quindi tanti problemi in politica che proprio di lui ha visto. Quindi ancora grazie per essere qua e per seguire su queste cose. Quindi vi passo la parola e entriamo subito nel tema. Grazie Lucio, ciao Leonardo e buonasera a tutti gli altri che si qua. Io avevo intenzione di fare un'esposizione diversa con delle slide eccetera, però siccome il tempo si è un po' ridotto vi darò solo delle notizie per sapere, in modo tale che potete riflettere sulla situazione in cui ci troviamo a fare i conti. Quindi vi dico che la disgrazia economica che sta oggi colpendo l'Italia me la vedo positiva, perché questa sciagurata disgrazia, quando saremo falliti, saremo diventati automaticamente indipendenti. Perché il Paron che fallisse gli cava il libretto di assegni, non può più avere conto corrente, per il diritto fallimentare deve comunicare ai carabinieri se va via dal paese se si assenta più di 24 ore e quindi questo diritto fallimentare potremmo applicarlo al governo che se fallito e che non ha più nessun diritto che lo mandare niente, nessuno. Per cui vedo questi movimenti indipendentisti di cui io ho fatto parte, fa parte ancora più di uno perché dopo si sovrappone gli culturali, gli economici, gli politici eccetera, lo vedo come quel contenitore o quell'agglomerato di persone che deve prepararsi a sostituire le istituzioni italiane quando sarà fallito, perché quando non arriverà più schede, stipendi, così colà, li sarà automaticamente disoccupati tutti quanti, quando gli farà fine di spremerne noi, ovviamente con le tasse e tutto. Perché? Perché purtroppo è il grosso problema che abbiamo noi qua in Italia, ma non solo in Italia, perché non è che viene nel mondo, solo che governi come gli stati che sono governati da politici corrotti come l'Italia, da incrementare questa evoluzione del debito pubblico e del disastro, perché per cui noi arriviamo prima di altri, perché devi sapere che in proporzione gli Stati Uniti che ha il dollaro, l'Inghilterra che ha la sterlina e il Giappone che ha lo yen, ha un debito pubblico molto ma molto più grande del nostro e quindi vuol dire che il problema del debito pubblico è un problema mondiale che le gestione da banche, che le gestione da chi stampa la carta moneta. E
l'esempio più semplice, diremo qua a livello europeo, vedrai che gasta circa 2.000 miliardi di euro da quando è governatore in 2 anni e dà questi soldi alle banche al 0,05% del tasso di interesse, cioè senza tasso di interesse. Le banche però, quando glielo dà tutti gli altri, si arrivano a domandare anche al 15 del 7% ora della fine con gli interessi composti e con il gioco dell'anatocismo e tutto quanto che va Dio. Parola difficile, non sto spiegando. Perché? Perché uno degli argomenti, una delle funzioni che ha uno Stato sovrano è quello che può stampare la sua moneta. Noi abbiamo ceduto questa possibilità di stampare moneta, abbiamo ceduto con l'euro all'Unione Europea, la quale praticamente la lega privata è l'unico elemento che abbiamo per poter sostenere la nostra economia produttiva, in quanto una volta era il picco della svalutazione che la consentiva all'Italia di essere competitiva nei mercati mondiali. Il problema, la domanda che devi fare è che il 1° gennaio 2002, quando l'euro entra in vigore, un euro valeva 80 centesimi di dollaro, cioè valeva manco del dollaro, che voleva €1,20 per fare un dollaro. 4 mesi fa un euro valeva $1,40. Vuol dire che il dollaro si è svalutato in 10 anni, molto prima dei 10 anni, da 0,80 a 1,40, cioè si è svalutato l'80%, e siccome qualche coglione, scusa il termine economista, di dire ma noi con la svalutazione se avessimo assassinati perché è un paese piccolo, non è che gli Stati Uniti sia un paese piccolo, che non sa fare i suoi conti, visto che stampa a manetta i suoi dollari verdi, no? Quindi il meccanismo è solo per farvi capire che questo problema monetario di cui ci siamo privati, spogliati, senza domandare al popolo se erano d'accordo o no, e quindi sentire cosa poteva dire chi era a favore e chi era contro. Vi fa presente che la Norvegia, che fa parte dell'Europa alla corona, lo stesso la Danimarca, lo stesso la Svezia, quindi abbia accettato l'euro. L'Inghilterra è fuori con la sterlina e che sono dei motivi. Allora, sotto questo profilo bisognava che qualcuno ne spiegasse cosa voleva dire, perché per noi questa valutazione di quando il dollaro, di quando l'euro sta valutando 1936 lire, la si riversare nella pratica che nel giro degli 2 anni, visto che l'ho visto una trasmissione su Sky che diceva che dal 1° gennaio 2002 che sta solo la svalutazione dell'inflazione che parla al 37%, la pizza margherita la costava 5.000 lire, adesso la costa 5 euro, 6 euro. L'affitto di un bilocale era 450.000 franchi, adesso è 450 euro. Un ricorso al TAR, misera sindaco, costava dai 3 ai 4 milioni, adesso costa dai 3.000 ai 4.000 euro. Un litro di gasolio ne costava 1.600 franchi, adesso costa 1,60 euro. Quindi che cazzo, scusate il termine, devi contarne? L'euro è 1.000 lire quando devo fare la spesa, ma lei 2.000 quando ne paga. Quindi devo subire una diminuzione del potere di acquisto del 50%, della metà, senza dire per quale motivo. E credo che questa sarebbe stata, visto che è stata una decisione presa senza avere possibilità di tornare via, perché si può sparare dentro anche alla scialuppa di salvataggio, discorso. Questa è la realtà in cui noi ci troviamo, ma che nessun partito politico, nessun economista, non più tardi di un mese fa, su Sky, la domenica mattina, ho sentito 3 personaggi, che non era neanche il nome, se non avevano scritto, a sentir dire che è una favola, lei seminare il terrore dire che l'euro che sta qua. Ho fatto questi 4 esempi che tocca gli affitti, che tocca la pizza, che tocca spiegare, che credo che
tutti sia da capo, quindi non credo di aver detto delle cose particolari. E questa valutazione che sta nei confronti dell'euro da parte del dollaro la Lega elimina completamente il mercato dei paesi emergenti, se non per quegli artigiani, quegli prodotti molto di qualità che viene chiesti comunque. Perché? Perché la Germania ha contratti per i prossimi 2 anni, adesso anche lei la sta cominciando a rallentare, e quindi la Lega ha nessun interesse. Noi, di loro che fa la politica europea, automaticamente ne è conseguito che noi dobbiamo subire questo altissimo costo e non siamo più stati di esportare nei paesi fuori dell'Europa, dove era anche il dollaro concorrente, e questo ovviamente crea problemi, oltre che dopo il 2008 c'è arrivata la famosa crisi mondiale sulla svalutazione finanziaria, anche questa, perché la crisi del 2008 è stata generata dalle banche che le prestaschei fra di loro eccetera, tutti i giudizi si chiamano derivati, e i contratti dei derivati, cioè per garantire che un certo prodotto finanziario manterrà il suo potere d'acquisto, lo collega ad altre variabili che può essere il prezzo del riso in Cina piuttosto che il prezzo della lana in Perù. Questo è il giochino che nemmeno loro sa spiegare, perché dovesse avere che a Bari un pubblico ministero accusa una banca straniera di non aver saputo spiegare al cliente quali erano i prodotti, cioè i legami a cui era riferito questo contratto derivati, e li ha costretti a pagare anche il comune di Verona, che ha vinto una causa con la Goldman Sachs, con una di queste banche che proponeva i derivati. Però puoi sapere, questo per dare i contratti derivati nel mondo è 5 volte il PIL mondiale. Ora dovete gli altri, per chi si è riuscito fino a fuori sfidati, come potete pensare che uno possa fare contratti 5 volte il fatturato della sua azienda? Basta che uno, tutti basati sull'ipotesi che questa roba la paga bene così, che dopo la fregà e stesso monte dei pasti, perché se arriva il monte dei pasti sta maniera banca dei miliardi, questi giuvetti, ok? Quindi questo è per dire che se viviamo male, non viviamo male perché sono l'Italia che la domanda ha tante tasse, perché la GAU fa bisogno di 830-840 miliardi all'anno su un PIL del 2004 che vuol dire quasi il 60%, e senza contare nessun investimento. Ma stiamo male perché questi 4 sladroni che io non ho mai fatto 4 conti che cosa voleva dire dare i poteri alle banche, fare una banca d'Italia prima che l'era privata, perché era paroni erano le banche stesse per poter controllare, non lo Stato, ok? E la BCE è lo stesso, la BCE se parone le banche nazionali che le se private a sua volta, quindi quando mai che la BCE darà per le famiglie che hanno a comprarsi, a ristrutturarsi la casa, a comprarsi la macchina, così, o a un piccolo medio imprenditore? Mai, perché le servirà a quelle, quei famosi contratti derivati che le caccia mai in quel posto, o gli 80 miliardi ormai dal dirigente del Monte dei Paschi di Siena, che 4 soggetti che doveva comparli, ok? Perché se accopava uno, perché se aveva poca di coscienza e erano deboli, invece che denunciarli. E questo significa che la politica è incapace di fare economia. Ma chi compra i giornali, per cui le stabiliamo qua, come quelli come questa non sarà mai cazzo nessuno, chi compra le televisioni, chi compra l'informazione falsa, chi paga i professoroni che devono contarne cosa dovevo fare, no? Sapete che devi una tabaccheria in piazza, in papalina, da quella. Questo è il problema. Allora in questa realtà dove chi dà i soldi perché gli sta e gli dà chi vuol loro, noi siamo destinati a essere schiavi. E come fai a essere schiavi? Intanto impediscono di spendere schemi contanti. Intanto, perché così dovessi avere i 500 euro, 200 euro sono stati ritirati per una circolare sull'antiriciclaggio
è il finanziamento del terrorismo internazionale. Pensati, no? Un artigiano comprerà 500 euro e sarà l'architetteria là, gli vuole la carta d'identità e le spiegazioni e schede tui. Parliamo di 500 euro, non puoi spendere più di 999 euro in contanti, se non che c'ha la punta di 4.000 euro. E questo è il primo sistema, perché siccome sa la Cesare diceva che quando non si che col peccato originale, chissà che cazzo che mai combina prima di nascere, devo anche a qualcuno che ne dice che siano di delinquenti, perché io mi schei nostri che se vengono a casa per spendere, invece le carte del credito. Questo è il problema. Ricordate, chi va a Roma, particolari schei, la mia Roma perché voi del primo fascisti, comunisti, socialisti, vegetariani, chi va là, c'è già schei e basta. E siccome è quello che gli schei le banche, chissà che foraggiando questi, no? Praticamente qui a posto, gli altri studiosi, onesti, perché ha scritto dei libri, della Luna di Chavez, che ha scritto ai loro schiavi, o altri, che ha detto che negli ultimi 30 anni il debito pubblico per i 2100 miliardi, oggi, negli ultimi 30 anni, l'Italia va a pagare 3.000 miliardi di interessi sulla carta esistente della Cassa Stamparella. Se bastava che la lista passe nelle circolazioni e non avressimo, senza mettere gli interessi perché era sui, che avessimo risparmiato 3.000 miliardi di interessi pagati dal 2006. Allora, sotto questo profilo, le cose da dirvi in una varia con grafici, eccetera. Mi è stato chiesto da un leghista di farmi un elenco perché i primi di luglio che faccio una riunione qua nel Veneto sotto il profilo economico. Siccome non è che perché uno è leghista, comunista, ma dico che è ignorante, cioè ignori la cosa, se gli vuole considerare un aiuto come marketing nella tua materia, con piacere te lo do, dopo te lo discuterete e direi da me pare intelligente, da me pare giusto, da me pare sbagliato, chi sarà fatti i suoi. Allora io ho fatto una sintesi. Il fabbisogno dello Stato non può essere superiore al 35-40% del PIL, non 60 come si fa adesso, perché vuol dire portare via soldi alla ricchezza, mentre il fabbisogno dello Stato non genera PIL solo in termini di consumo, perché quei 3 milioni e mezzo di statali, chi già fa stipendio qua dentro, le spende per andare a partire. Ma non è ricchezza, la ricchezza è quella di quando ti produce qualcosa che magari al limite va anche all'estero, ok? No, perché ti fanno scartoffie, uffici tecnici dei comuni che adesso non viene a concessione edilizia da 5 anni, è inutile che si allini di 5 persone che si già fa stipendio qui. La mia azienda, quando il piazzale piene di indotti e biglietti, va automaticamente in cassa integrazione. 830 euro al mese, chi sia ingegnere di capi reparto, chi sia operai, 830 euro al mese lordi, senza contributi. Quindi tutta sta gentaglia qua che degli uffici tecnici che hanno dato in cassa integrazione che sarà, lui parlava no, prima, perché aveva proposto cassa che mi dà lavoro, perché devo pagare 2.000-2.400 euro di stipendio, 3.000, 4.000 se dirigente, più i contributi 40%, se non viene lavoro, 130 euro al mese, come nel privato, siamo tutti uguali in Costituzione, no? Riduzione significativa dei dipendenti statali e del loro costo, perché abbiamo 3 milioni e mezzo di statali, più tutti i dipendenti dei comuni, delle province e delle regioni, via quantitano, perché qui hanno il bilancio suo, più le municipalizzate, le comunità montane, eccetera, che è un altro 1,5 milioni. Quindi abbiamo circa 5 milioni e mezzo di statali. Privatizzazione di servizi pubblici, specialmente quelli di aziende perennemente in perdita, quindi è giusto che lo faccia un privato, ma col more, no? Che verrà assunto. Ecco, mi ricordo che il primo contratto della Telecom che ho fatto del cellulare costava 140 euro al mese. Ieri ne dà 10 euro.
con 10 euro, messaggi infiniti, telefonate infinite, costava 140 euro. 10 anni fa, 8 anni fa, adesso costa 10 euro. Credito bancario, riduzione drastica del numero di banche in Italia. A San Bonifacio ce n'erano 3 negli anni 70, fine anni 70, primi 80. Adesso ne era 22, più quelle online. Ok? Separazione delle banche d'affari da quelle che fanno raccolta del risparmio. Questa era la famosa legge Glass-Steagall americana, introdotta da Roosevelt nel 1932, dopo che nel 1929 vi sta la famosa depressione che l'ha creata. Perché? Perché chi raccoglie risparmio per dare alle imprese fa una roba così. Chi fa speculazione, che compra i derivati così, che vada poi fatti su che non riescono le parole. Perché se no, non vi sarà più soldi, come è successo, perché tutti si mette a comprare volte tutta carta strassa e non compreremo una macchina di investimento. Stampa del denaro senza interessi alle banche centrali, perché le banche centrali devono avere la possibilità di stampare il denaro. La BCE lo fa, glielo dà a 0 lire le banche centrali, le banche centrali gliele dà a 0 lire o 1%, 1,5% le banche che dopo lo dai alla casa. Ma no, che noi chiediamo una proporzione che paghiamo il 15%. Tassi agevolati per il credito alle famiglie e alle imprese, aumento della soglia fissata per i pagamenti imputati, perché 999 euro, questo era Leonardo, una serie di inviti, no? Che trovo che siano anche contro la nostra libertà, perché già il saldo del semo col telefonino, no? Perché dopo 7 anni, 4 anni, 5 anni, quelli della Iara, no? Viene da vendere dopo 5 anni, perché l'ha scoperto 3 mesi fa, che 5 anni fa il suo telefonino era il SIM, come cazzo l'hai fatto? Come l'ha fatto? Ve lo spiego subito. L'Inghilterra ha messo a gara la gestione e il mantenimento del magazzino di tutte le telefonate, tutti i SMS e le mail. Ha vinto una società che gli ha fatto per lo stesso prezzo 28 anni invece di 25. Vuol dire che per 28 anni è una società che magazzina gli SMS, tutte le vostre telefonate, come se il vostro telefono ogni minuto secondo, tutte le mail. Ma che cazzo di società stiamo andando incontro qua? Mi manca che metta il chip come i cani sotto pelle, come è stato vietato in California. In California l'aveva fatto e gli ha fatto una legge 5 anni fa che lo vieta, perché il personale che lavorava all'esterno gli metteva un chip sotto pelle per sapere dove era quel satellite in ogni momento, no? Che lo vedevo su tanti film. È buon conversare un'anima, il nostro vicino, e vuole metterlo alle persone perché così saremo quando è la soppressione di salute e si dà bisogno della medicina, no? Ok? Allora mi domando, ma che società stiamo pensando? Da cavare la storia del censimento bracciale adesso, esterno, ok? Che è stata dichiarata antisindacale in partenza legale a Treviso, perché uno di quelli che aveva 15 anni che va via qui al posta della pubblicità gli ha fatto causa e gli ha provato. Però quello che mi preoccupa è che questo è l'orientamento della società. Non mi preoccupa più qualcuno degli altri, perché fa la mia età, con cui diciamo ancora. Ma io mi domando, che si fanno che giovani che si preoccupano noi, che là chi pensa che si accredita adesso a ste robe, perché c'è un anno che le dice, giochi che diventi una specie di investigatore per andare a vedere per verificare se è vera, perché avete bufala in mezzo, ma se noi mi si preoccupa questi qua, che razza di vita avrai davanti. Rimessa in circolazione delle banconote, vi lo dico, da 500 a 200 euro, come la vostra banca che le paga. Tassazione delle transazioni bancarie al costo minimo fisso, per questo credo che sia tanto da dire diciamo a pochi, perché comunque transazioni bancarie, ma fra banche se ne fa un pochino e fra istituti differenti. Svalutare l'euro nei confronti del dollaro, che il cambio deve essere 1-1, perché la quantità di popolazione, 400 milioni, grosso modo, perché dentro che il Canada eccetera. Il fatto della storia e del PIL insieme, quello, e quando lì nel 2002 in primavera che era fuori l'euro,
storia di una società americana e me l'ha chiesto perché lui mi ha domandato quale doveva essere, dico tutto a uno. Difatti, casualmente in 2 mesi, in 3 mesi mi dà solo del 10%, da 1,40 a 1,26. Si vede che questa qualcuno va a cominciare a fare un pensiero sopra, perché adesso anche alla Merkel comincia ad avere qualche problemino. Ok? Bene. Dazi doganali sui prodotti importati nell'Unione Europea e che risultino in concorrenza con quelli qua prodotti, perché noi, dove lavoro io potevo acquistare un laminatoio nell'Indiana, uno stato americano, perché altrimenti le nostre villette, i nostri negozi che portavano in bianco è il Dazio, come l'America, la parte dell'interismo, che è il Dazio anche sull'acciaio, che non era prima che una delle fabbriche di acciaio, perché ormai tutte stanno a comprare dai cinesi indiani. Questo è il tema della questione. E allora mettiamo che lui dazi su quello che ne dà fastidio. Obbligo di referendum popolare in materia monetaria con ratifica della decisione di continuare a usare l'euro, di accettare il trattato MES, il meccanismo di stabilità europea, perché dovete sapere che qui schemi, o prima o dopo, per gli accordi che vi sentivo di quello che si chiama Fiscal Compact o Trattato della Stabilità Europea Economico, fatto da loro, che avremo 125 miliardi da smorzare per salvare la Grecia e gli altri stati in difficoltà, che smorzariamo, che dovremo tirarli, e dopo che un'altra legge, un'altra regola che è micidiale. Bisogna riportare in 20 anni il rapporto debito pubblico PIL sotto il 0,6 come quantità, cioè il 60%, cioè il debito pubblico non deve essere superiore al 60% del PIL. Cosa hai fatto allora? 3 anni fa hai inventato di mettere dentro delle altre voci. Abbiamo un'economia sommersa da parte di 180 miliardi, alla fine non si sa metterla e qui non parleremo. Adesso però il mese scorso che avete visto che ha messo dentro l'ipotesi della Costituzione, della droga, del gazzaro, cioè stiamo diventando proprio un paese che dimostra tutta la sua etica e la sua moralità, ma c'è un suo problema, che nonostante che abbiamo messo dentro anche i proventi delle signore passeggiatrici o dei signori passeggiatori, perché neanche qui, il nostro rapporto è 135, anzi sarebbe 150 se calcoliamo che il PIL non è più 1180 miliardi, ma di 1420 perché abbiamo perso il 12% in questi 5-6 anni della gente che serve. Vuol dire allora che per andare al 60% dal 135 dovremo ogni anno cacciare 60 miliardi per 20 anni. Dunque già arriveremo con un deficit ogni anno pazzeschi, nonostante che abbiamo fatto una legge Bombonchi, no, disgraziato anni fa, del pareggio di bilancio obbligatorio, che ha da spiegarmi allora perché Correnzi sono da gennaio diventate 100 miliardi di debito pubblico, perché anche questo da gennaio il debito pubblico è aumentato di 100 miliardi. Allora scusa, è deficit questo è il deficit o no? Perché se dite che è un debito, è perché è un debito che conto che l'avviamento che è. Questa è un'altra delle proposte. Dobbiamo ridurre i costi del lavoro perché siamo una società di un paese in trasformazione, un'aliquota IRPEF ridotta sulle buste paga dei lavoratori indipendenti, contributi pensionistici ridotti nell'ambito di una nuova riforma creata cioè massimale, perché ricordate che i giovani che ora fino sulla pensione mi sono sta fregato che dovranno lavorare fino a 67 anni improvvisamente, cioè per la legge Fornero, se avrebbe dovuto dare in pensione 6 mesi dopo, anche perché con altre vicissitudini ho fatto il politico, il sindaco a tempo pieno la prima volta e sono disoccupato perché la legge che riconosce come attività quella per chi l'ha fatto a tempo pieno viene fuori nel 99, senza effetto retroattivo, mi l'ho fatto dal 94 al 98 che sono beccato in quel posto 4 anni, però che della gente che si è trovato un gatto che mancava un anno, 2 anni per arrivare, di 6 anni, cioè non è stata una graduazione. Comunque sia, questi da posto. Non vi spiegate con che logica fanno una legge di questo genere quando vogliamo dare di lavoro ai giovani. Cioè, se dite può lavorare con chi ha 60 anni, che 67, sta tranquillo
quello che viene imposto con la mia, lo sbaglio, sì che non già la pensione. Qual è il motivo? Abbiamo un motivo, cari miei. E cioè quello che ha un contratto a tempo indeterminato di gas istantanei paga il 43% dei contributi, cioè paga migliaia di euro al mese di certi stipendi, visto che il giovane che assumo ha solo contributi figurativi, perché fino a 30 anni che assumi uno, te paghi meno contributi. Quindi automaticamente che convenienza ha l'Inps, le sue tasse, deve mandare in pensione uno che vuole pagare la pensione, se così passiamo non la pago mia. E il caso intanto qual è? Mentre da un giovane non caso niente. Ecco perché le leggi non valgono nulla, ecco perché sono anarchico, ecco perché dico che dobbiamo mandarli a casa tutti, perché tutte queste menzogne che ci raccontano non sono vere, c'è un'altra verità dietro, che racconta quella di Bolloni, Leonardo. Questa è la questione. Leonardo è un fatto che volevo prima. Quindi, detassazione totale, che le ore di lavoro straordinario, perché se qualcuno si pone la fortuna di fare della borsa, ecco, Federico ancora può suggerire alla Lega in termini di cosine da fare, per quantomeno cominciare a far capire che qualcuno guarda i problemi di ogni giorno e speraria che la pizza margherita la potesse tornare a costare 5.000 franchi. Era una grande regola una volta, cioè nel 1981, con il famoso, lo dico per storia, per farle capire il terrore, prima di tanti anni che lo dico a queste osservazioni, e secondo perché magari qualcuno è giovane, nell'81 Craxi ha fatto il famoso, condono bombare, ok? Dopodiché sarebbe scappato niente. Bene. Mi ero a Trento che aveva dei clienti che sono andato a mangiare in ristorante lì a mezzogiorno con un professore dell'Università di Trento. Mi ha detto una grande stupidata che doveva bastare una legge di 2 righe per eliminare il nero o per eliminare, e cioè che tutti i costi sono detraibili. Ok? E quindi se un professore del Trento nel 1981 a Trento mangiava l'Aquila era il sole, l'Aquila al ristorantino, e mi dice una roba del genere, e mi dopo 33 anni sono quasi che la conto, capite il discorso? Vuol dire che si sa benissimo quello che si potrebbe fare, ma magari nessun interesse, perché il Ministero del Tesoro ha 7.000 dipendenti. Cosa fai 7.000 dipendenti il Ministero del Tesoro? Sapete benissimo che i soldi delle vincite non incassate, perché erano giacenti presso delle lotterie nazionali che venivano ripartite fra i dipendenti, cioè non è come fosse una specie di cooperativa, e gli stipendi di questi signori qua di Roma gli è fuori da ogni regola, gli stipendi va tutti in pensione da generali e quindi con stipendi da generali, anche i dipendenti. Questa è la situazione, per cui nel 1980 era il cosiddetto processo accusatorio. Cioè io sono il fisco, ti chiamo e ti dico, mi dimostri questo documento qua che doveva trovare, ok? Perché è giusto, oppure te dico mi perché è sbagliato, nel senso come fisco. Adesso invece ti fai la domanda, dimostrami che te guadagni o dove te sei ieri o quello che hai fatto l'altro ieri, cioè diventa inquisitorio. E chiaramente tu non potendo portare niente, cosa hai fatto? Gli ha deciso che te lavori o che non te lavori. Questi lei guadagno che te la verghe, ok? Quindi non siamo più tassati sul reddito, ma su una presunzione di reddito, ok? Per cui sotto questo profilo, tanto voleva che volesse come la Francia
percentuale sul fatturato le tasse, non rompi più le balle, mettiamo via tutte le carte, dico le fatture, ma tutti i documenti, poi l'accompagnamento commercialista e tutto, perché sul fatturato le pagherei a tassa e non è problema. Ora, questa qua si va alla ricerca sempre di salvare qualcuno e di guardare qualcun altro. Perché? Perché di quando si sta a Capuale nel centro-sud per una multinazionale, vado a Palermo e adesso trovare a Mondezza con la gente che mi porta in giro dai clienti alta 4 metri di luci di Monezza e mi dice che Palermo ha 5.000 nei turbini, che è qualcosa che non quadra o che è nei turbini o perché la Monezza per venire anche tutti tu, sbaglio. Ecco, adesso ho scritto la Lega una volta là dopo questa esperienza. Altre domande? Posto? Ringraziamo Pino, tanto che deve sempre la carica giusta per andare avanti e combattere questo sistema qua e dopo purtroppo sempre delle gran parti sulla rivista perché io sapevo queste robe, però è giusto dirle perché mi sembra ancora impossibile che ci sia gente che crede a questo ultimo pagliaccio qua che viene messo all'organico, perché qua questo proprio per ieri, ma dico una frase all'inizio, ho detto non ho paura dei poteri forti, ma forse dite che ha messo loro, cioè quello che ha messo loro è questo qua. Oh, salutiamo a Polo, Donato Facco, direttore dell'Emilio Verde, che vi ricordo si possono fare anche in lavoro volentieri all'Emilio Verde. Questa cosa che ti funziona di volta che vengo, però comincia a diventare, io vengo qua per godere, mangiare il primo salame, stare tranquillo e tu dormire invece ti porti in un modo. E tu voluto essere Sì, dopo io vedo, guarda, parlo bergamasco, ma se mi metto a parlare bergamasco, l'ho perso. No, mi è piaciuto veramente l'intervento di Silvano, che conosco da tempo e che è sempre molto appassionato, perché intanto perché io sono da sempre un mastino sulla questione fiscale. Il fisco d'Italia non soltanto è delinquenziale dal punto di vista dei numeri, cioè in valori assoluti, ma è delinquenziale anche e soprattutto dal punto di vista burocratico, perché molti pensano che avere un commercialista per forza sia normale, non è così, non è nella natura delle cose che uno per pagare le tasse deve avere un commercialista. Io ho parecchi amici in Svizzera e in Svizzera dipendenti o liberi professionisti si pagano le tasse semplicemente andando in internet e in una paginetta molto semplice del fisco svizzero la compilano in mezz'ora e fanno la loro dichiarazione dei redditi. Così come non è normale il fatto che vengano sguinzagliati come delle truppe d'assalto la Guardia di Finanza piuttosto che altre di queste camarille statali vadano dall'imprenditore e lo aggrediscano. Non è una cosa normale. Settimana scorsa un altro mio amico che ha deciso di andarsene oggi lavora in Slovenia, funziona così in Slovenia, non in Svizzera, magari in Austria, in Slovenia funziona così. Alzano il telefono, ti chiamano, ti dicono buongiorno, si chiama Carina, siamo la finanza, vorremmo venire a vedere se corrisponde alla sua dichiarazione dei beni strumentali quello che lei ci ha detto. Quando potremmo venire da lei? Guardi, domani mattina, noi siamo qua verso che ora preferisce venire da lei? Venga qua alle 10 domani, arrivano, bussano, ti hanno permesso, guardano le quattro cose che gli hanno già chiesto e dopo 20 minuti se ne vanno via. Da noi abbiamo filmati che lo testimoniano di questi delinquenti delle fiammeggiate, invece fanno estorsione vera e propria, perché abbiamo documenti, non sto parlando a caso, documenti che testimoniano, alcuni l'ho visti io in prima persona, di come questi arrivano e ti dicono, noi dobbiamo portare a casa il fatturato, lo chiamano, no? Come se fossero i 30.000 euro. E quindi ti pioppano 150-200.000 euro di multa e poi tu cosa fai? Per non avere problemi, che il commercialista inizia la transazione e finisce e paghi 25-30.000 euro che non dovevi, perché altrimenti ti si picchiano via e ti stanno di 3, 4, 5 mesi e non ti permettono più di lavorare.
Allora tutte le cose che sono state raccontate, no? da Silvano, e che però purtroppo io mi sento ripetere ormai da 20 anni, che molte volte la leggevo anch'io raccontare, mi fanno pensare al fatto che tutto sommato a noi ci sta bene essere schiavi, no? Mi sembra che tutto sommato ci stiamo, prima parlando fuori con un amico qua, si parlava del teorema della rana bollita, no? Lo conoscete? Come funziona? Quando funziona così, ti mette come una rana, ti mette dentro una pentola d'acqua fredda, accende il fuoco, fa salire la temperatura dell'acqua un grado alla volta e tu praticamente resti secco senza soffrire. Crepi senza soffrire perché ti abitui ai 50 gradi, ai 60, ai 70, ai 71, ai 72 e così via. Noi ci stiamo abituando, ma questo perché? Probabilmente perché non abbiamo in testa ben chiaro che cosa è la libertà, o magari non abbiamo in testa ben chiaro che cosa è la schiavitù. Io quando ho scritto il libro L'elogio dell'evasione fiscale, avevo analizzato proprio attraverso il vocabolario del lingua franca italiana che cosa fosse la schiavitù, no? Ed esistono 3 definizioni di schiavitù. Si dice che è uno schiavo la persona che ha perso ogni libertà personale e praticamente è proprietario. Pensate un po', non so, gli schiavi americani e i campi di cotone, no? Questo è un tipo di schiavitù. Forse ancora non ci riguarda questa schiavitù. Poi però c'è una seconda definizione di schiavitù che dice è schiavo una persona che giace sotto dura oppressione, cioè una persona che è vittima di un potere tirannico. Ecco, io su questo già comincio a pensare che in Italia ci siano le condizioni per cominciare a sentirsi un attimino schiavo. Ma poi ce n'è una terza definizione di schiavitù, che secondo me è quella che ci riguarda un po' tutti, magari non voi che siete qui, però i vostri amici, quelli che trovate al mare, eccetera. E chi è lo schiavo? È la persona che si lascia condizionare da una certa consuetudine o abitudine, cioè l'abitudine al fatto che se ti arriva la guardia di finanza e se ne sta 20 giorni, 30 o 40 da te, è normale, al fatto che se una legge un giorno ti dice una cosa e il giorno dopo la cambiano e tu praticamente impazzisci perché il investimento che magari avevi fatto o il risparmio che avevi fatto alla fine non vale più niente, lo consideri normale, perché il fatto che esista la corruzione e quindi chi va a Roma per quelle cose che diceva Silvano, perché per quella roba lì che si va a Roma è normale. Ecco, allora in questo caso gli schiavi lo stiamo facendo noi inconsapevolmente, o forse consapevolmente, ed è una questione mentale qui. Al di là di ogni battaglia politica, di ogni norma, di ogni verità che si viene raccontando, è una questione mentale. Prima di tutto dobbiamo essere noi a non voler essere schiavi. Dobbiamo essere noi a capire che ci sono libertà intangibili, intoccabili, inviolabili. È inammissibile che noi si accetti l'idea che dei nostri soldi loro debbano sapere tutto e noi di come spendono loro i soldi che stolgono non possiamo sapere niente. È inaccettabile, è una forma di schiavitù mentale e dietro la possibile al 500 a raccontare queste cose, la schiavitù consapevole. Non è ammissibile tutto questo. E in tutto questo discorso ovviamente c'entra molto anche il concetto dell'indipendentismo. Lascio da parte l'economia di cui ne ha parlato molto bene Silvano adesso, e sull'indipendentismo perché questa è la questione, perché io su questo sono d'accordo con uno dei vostri dirigenti, no? Ho sentito sabato al ricordo di sera, secondo me per me ha detto una cosa che dobbiamo metterci in testa perché è fondamentale. L'unico vero nemico che abbiamo, che avete voi veneti, si chiama Italia. Questo è il nemico numero 1. Altrimenti, se cominciamo a dividerci su tante altre cose, si finisce per fare il gioco del nemico, il quale, prendendo spunto dal vecchio adagio romano divide e libera, continuerà a metterci gli uni contro gli altri. Allora, la prima battaglia da fare,
il primo punto del programma che voi come partito politico dovete mettere in testa è solo ed esclusivamente questo. Primo, si batte il nemico Italia. Dopo discutiamo. Prima regola. Questa è la prima regola in assoluto. E visto che parlavate, visto che noi venendo indipendente per fare politica, volendo fare politica, sicuramente avrà a che fare, scritto con un partito di cui io conosco abbastanza bene la storia, la vita, i miracoli, eccetera, che è la Lega Nord. Il grande momento di quel partito, se vi ricordate bene, è stato proprio nel momento in cui era da sola contro l'Italia, contro Roma povero Poligo, la chiamavano a quei tempi, no? Era senza divisioni interne ma contro un nemico unico. Questa è una regola buona, che vale, deve continuare a valere, perché senza questa regola non si va da nessuna parte. Seconda questione, l'indipendenza. Il referendum scozzese ha segnato uno spartiacque nella storia del pensiero politico. Non c'è niente da fare. Voi, quando andrete a parlare del diritto dei gay di votare, dovete continuamente sbattere in faccia a qualsiasi politico italiano che avete il sacrosanto diritto di farlo. E che non solo, che la giurisprudenza internazionale oggi ci riporta alle cronache il fatto che il 18 settembre scorso 2 stati, cioè l'Inghilterra, la Gran Bretagna e la Scozia dall'altra parte, si sono seduti attorno a un tavolo e hanno fatto la cosa più logica e naturale che ci sia da persone civili. Si permette di decidere. Questo è un punto cruciale. Ricordatelo sempre, da quel punto lì non si tornerà mai più indietro. Io ho sentito raccontare baggianate infinite in merito al referendum scozzese, ma il referendum scozzese per questi signori ha segnato l'inizio della fine anche dal punto di vista della giurisprudenza internazionale, perché l'Inghilterra, che notoriamente storicamente è un impero, che storicamente è sempre stata colonialista, quindi ha avuto l'abitudine di sopprimere con la forza la voglia di libertà e la fattispecie con la Scozia, erano 700 anni che le cose andavano avanti in quel modo, si è seduta e ha civilmente detto facciamo decidere agli scozzesi. Voi dovete continuamente ricordarlo a tutti quanti i politici di fronte a qualsiasi stupidaggine vi racconteranno che avete il diritto sacrosanto di decidere. Ok? Poi però potete farvi fottere come si fa per il referendum all'italiana, perché non dimentichiamo che in Italia si fa un referendum, non so, per privatizzare la RAI, sono passati 20 anni, la RAI è quel carrozzone peggiore di prima, no? Oppure per abolire il finanziamento pubblico ai partiti, dopo 20 anni abbiamo ancora il finanziamento pubblico ai partiti. E se questo è così perché siamo schiavi, perché vogliamo essere schiavi, e non va bene. Questo non può andare bene, non è accettabile. E quindi da oggi l'indipendenza rappresenta un momento di libertà fondamentale. E ve lo dico io che ho girato un po' dappertutto questo stilare, avendo a che fare con l'indipendentismo da 25 anni. Se oggi c'è qualcuno che può dare un esempio, cioè gli scozzesi d'Italia sono non ce n'è da nessun'altra parte, non ci sono i sardi, non ci sono i tirolesi, non ci sono i veneti. Sono i veneti che possono essere veramente sono la punta di lancia dal punto di vista indipendentista. Però se si è consapevoli, se si ha voglia, si prende coscienza di questo sacrosanto diritto che abbiamo. Così come ce l'abbiamo noi lombardi, così come ce l'hanno comunque i friulani o qualsiasi altro popolo in Europa. E l'Europa, da questo punto di vista, è diventata una portiera, perché il giorno dopo, anzi 2 giorni dopo il referendum in Scozia, il Parlamento catalano ha votato la legge per indire il referendum il 9 di novembre. Oggi, stamattina, Artur Mas, il presidente dell'Assemblea catalana, del Parlamento catalano, ha firmato la legge del Parlamento. Quindi assisteremo ad un secondo momento molto importante in Europa di indipendentismo. E bisogna prendere spunto da queste cose, perché stiamo parlando di due realtà estremamente civili, dove non abbiamo visto, come
vengono a raccontare di solito balcanizzazioni del paese, no? Perché ogni volta che si parla di indipendenza ti vengono a citare il caso jugoslavo, che poi bisognerebbe cominciare a raccontare a questi signori che il caso jugoslavo è tale, perché il giorno in cui è caduto il muro di Berlino, semplicemente gli sloveni, che sono un popolo diverso dai serbi, hanno detto vogliamo essere indipendenti, ed è stato lo Stato centrale ad attaccarli. Quindi le balcanizzazioni quando avvengono è semplicemente perché lo Stato centrale non permette al popolo di fare che cosa? Di esprimersi e di esprimere la propria volontà. Questo è il punto fondamentale. Il caso catalano è un caso importante da seguire, da ricordare, e nell'analisi ora raccontando del perché il Veneto ha il diritto all'indipendenza, questi due fatti che riguardano tra l'altro il cuore dell'Europa, perché non dimenticate mai che a differenza di quello che dice Napolitano, che sostiene che la secessione, il secessionismo è antistorico, la storia sta andando esattamente in un'altra direzione. All'inizio del 1900 esistevano in tutto il mondo 60 stati-nazioni. 60. Oggi, che siamo nel 2014, ne esistono 212. Il che vuol dire che cosa? Che si è andato nella direzione esattamente opposta. La maggior parte di questi sono venuti certo dopo nelle zone dell'Europa orientale, oppure in Africa, oppure a Timor-Est, in Indonesia, da quelle parti lì. Ma questo non significa nulla, è un principio, è un sacrosanto principio che viene applicato. Non vi dirò di più. Tutti coloro che sono diventati indipendenti non sono tornati indietro. Sarà interessante questo fatto, no? Sarà interessante questo fatto. E allora non abbiate timore, non abbiate paura, non rassegnatevi, anzi difendete con forza e orgoglio questo sacrosanto diritto. Perché? Perché è un diritto di qualsiasi popolo, oltre che di qualsiasi individuo. E chiudo però col fatto, a me per esempio, un grande studioso, un economista si chiama Mises, diceva che non esiste libertà politica senza libertà economica. Silvia, mi mandi tuo figlio con quella cosa un attimo. Ed è importante perché un altro grande studio, questo è stato un premio Nobel dell'economia, si chiama Hayek, diceva chi possiede tutti i mezzi definisce e decide tutti i fini. Questo perché? Perché tanto per essere chiari, nessuno di voi, se non avesse avuto i soldi da mettere, non so, nella macchina per la benzina, mai sarebbe potuto venire qui, cioè mai avrebbe potuto deliberatamente fare una scelta politica, quella di venire ad ascoltare un pazzo come me, oppure brava gente come quella di noi Veneto, che ha legato, come Silvano, e quindi perciò il fatto che oggi ci sia ancora un po' di libertà politica è solo esclusivamente perché soprattutto in queste nostre zone, in questo nostro territorio, noi abbiamo lavorato, abbiamo guadagnato, abbiamo creato e dato al nostro lavoro dei frutti, e il frutto del nostro lavoro è intoccabile. Vedi un attimo, come ti chiami? Riccardo, vieni che facciamo un esempio così spiego e chiudo perché, e torno alla fase iniziale, il vostro nemico è l'Italia. Allora, la mamma di Riccardo, la mamma ti ha regalato la torta, ti piace la torta? È buona, no? Sei contento di mangiare tutta questa fetta? Aspetta un attimo. Quello lì è la fetta che mangi. Sei contento? È giusto secondo te? È giusto che io sia mangiato per quella torta? È giusto o no? È la verità. Non mi sembra giusto, no? Mi sembra che ho fatto una bella cosa io. Oh. Allora io sono stato nessuno più della coscienza di un bambino vi può spiegare il sistema fiscale italiano. Voi producete una fetta di torta, lo Stato vi fonda il 70% di qualità di torta. Secondo voi questo è giusto?
No, l'ha detto Riccardo, la voce della verità. Grazie. Ha sempre spiegazioni molto universitarie, però ricordiamo tutti quanti. È una grande verità questa del fatto. Avremo questo peso sempre sulla testa che si chiama Stato italiano. Allora, dopo le spiegazioni di macroeconomia del Pone e le spiegazioni molto semplici del fatto, penso che abbiamo capito bene tutti quanti che la situazione è anche più grave di quello che pensiamo, perché ogni tanto va a rinfrescare. E ha detto una verità molto grande fatto, e ieri sera tra l'altro abbiamo fatto una riunione a Mestre per vedere un video che sarà un video da riproporre per le prossime riunioni, un video che spiega bene come il nostro modo di ragionare e di vedere le cose viene modificato dagli eventi e fatto apposta, cioè veniamo convinti tutti i giorni che la normalità è questa, e invece la normalità è un'altra. Infatti erano molti esempi che siamo convinti che la normalità sia che uno che dà più soldi e sia più furbo di uno che dà meno soldi, e non è vero, perché le persone sono molto brave, intelligenti e non danno i soldi, però questo è tutto un sistema che ne porta a dire no, non è possibile. Come questo sistema ne porta a dire non è possibile perché magari Tutankhamon, non diciamo mica se è napolitano, la mummia, e ti dice che l'Italia è unica e indivisibile, ti dice che l'Italia, questa è nella Costituzione, non può essere toccata, e vale, perché la storia insegna che siamo passati da 60 a 200 erano gli stati, la Jugoslavia che avevano vicino, hai detto ma hai fatto la guerra? No, è scoppiata la guerra, ma gli stati, lo Stato jugoslavo non è mai esistito, come non è mai esistito lo Stato italiano. Mi viene da ridere quando che ti dice il Michelangelo, scultore italiano, no, Michelangelo non è un scultore italiano, o il Canaletto, pittore italiano, no, è sempre stato un pittore veneziano, il Canaletto, quindi è inutile che ce ne dice italiano. E ti dice l'Italia del 500, no, l'Italia del 500 non era lo Stato Pontificio, che era la Serenissima, che era il Grado del Parma. Quindi questa storia che continua, queste iniezioni quotidiane di falsità, ne porta a pensare che non è possibile, non è vero. Quindi il lavoro da fare è molto grande, ed è per quello che quando qualcuno è salta fuori con le soluzioni geniali che viene di tutti i colori, ma io continuo a ripeterlo, ma non lo ripeto mica perché vuoi farlo grande, perché sono così, se ho 20 anni di notte fa strada perché io fa per 20 anni, quindi non è che dico ho 20 anni, perché in 20 anni vorrei mettere a disposizione la mia esperienza in questo, perché attualmente in Veneto Fabio Padovani è quello che mi ha creato, è quello che mi ha dato l'input per partire, e mi ha detto che mi ripeto, lei l'unica persona che in questo momento qua mi faria da una parte, perché lo trovo se volevo dire il termine patrioti che non mi piace mia, perché è un termine che si sta abusando, però delle persone serie e oneste che in Veneto, Fabio Padovani per me è la persona numero uno in Veneto, per coerenza in tutto, sul lavoro, sulla vita e coerenza storica. E mi ha detto, devo dare atto al fatto che devo avere più pazienza e costanza di me, perché lui lavora per 6-7 anni, lavora perché ha dovuto poi dedicarmi alla famiglia, alla sua seconda famiglia. Allora, quei 20 anni di esperienza che mi sono fatto per strada, non è mia che mi vuoi imporre, ma in 20 anni ho visto tutto il panorama, dal panorama della rivolta fiscale, dal panorama politico, dal panorama delle dimostrazioni di piazza, dal panorama storico, le denunce, le manifestazioni più o meno grandi, più o meno partecipate, e ho
fatto, ho visto anche la galera, dico, a questo punto penso che il panorama non può tutto quanto. Allora, cosa dovevo fare? Allora, siccome che delle cose che già state fatte e il risultato è sta zero, è inutile che andiamo a fare quelle lì, andiamo a fare delle robe che ne danno un risultato veloce, palpabile e che ne porta un vantaggio. Qual è questo passaggio che manca nel panorama veneto, indipendentista, mettiamo anche autonomista, federalista, tutto quello che manca? Dov'è? Il problema è quello che ha detto prima Polo, quello che Fabio conosce molto bene, che nella politica che fino ad ora è stata fatta, faceva un'analisi dei politici non che avevano mandato a fare rappresentanti adesso, dove cioè, potrebbe pensare tutti, da destra a sinistra, passando dalla Lega, e stavano davanti sempre persone che non sapevano conquistare la fiducia della gente con i fatti sul territorio, ma persone sempre scelte dalle segreterie politiche dei partiti che gli stessi. Io ho conosciuto dei bravissimi amministratori anche della Lega, che non è ancora nei vari comuni veneti, che li fa i sindaci da 10 anni e continuerà a fare i sindaci, non andrà mai a fare il segretario provinciale o in regione o a Roma. Perché? Perché è troppo onesto. Se più te ne su, più te devi avere le spinte da Dio. E questo è successo, che quindi se certe cose non è mai state fatte e se certe battaglie non è mai state portate avanti, è perché quando te ne su te viene sempre bloccato dalle segreterie del partito che ne impone i soliti tirapiedi o le capiedi o le capulo, cioè che gli porta avanti solo i messaggi che la segreteria vuole. Quindi adesso è il momento di rompere gli schemi. Come volevo rompere gli schemi? Ma gli schemi volevo romperli semplicemente facendo un passaggio semplice, non facile, semplice. Allora, le scuole del pensiero diettate che ci ha già proclamato la Repubblica Serenissima, vi avviso che per qualcuno la Repubblica Serenissima esiste già, che qualcuno che già parla già di un voce che va a riprendere l'ultimo voce bene, che qualcuno che fa già le carte d'identità, perfetto, che qualcuno che fa già i passaporti, perfetto, e qualcuno che indica che le elezioni regionali è tempo perso perché le elezioni italiane, magari 4 anni fa, le elezioni politiche, ma va lo stesso, non critichiamo nessuno. Qualcuno che dice non serve le elezioni regionali, fermo il referendum, qualcuno che dice che il referendum è già stato fatto e siamo già indipendenti, bene, ma i risultati pratici, perché a me piace parlare di pratica, non di fantascienza. La pratica è che dobbiamo avere tutti i nostri bei adesivi sulle macchine ed è giusto averli, come Dionì, da Valentino, è il nostro bel foulard, è la nostra bella maglietta, tutto, potremmo dirlo anche se non venite, qua dentro, potremmo dirselo tutti quanti, perché qua dentro, se fa una domanda che sentito veneto o italiano, penso che tutti alzano la mano se sente veneto, perché se non alza in italiano, lo porteremo giù al scivolo e non vai a casa. Okay? E questa è una convinzione, però diventa una convinzione, Leo, seguimi, se dico qualcosa che non va, fermami, prego, perché questo è un passaggio fondamentale, è una convinzione questa da tribù. Cioè ho paura che qua scatti il meccanismo che io vivo nella mia tribù e quindi faccio parte della mia tribù e sono convinto che tutti quelli fuori dalla mia tribù la pensino come me. Quindi diventa quasi un ghettizzare l'indipendentismo che non porta da nessuna parte. Perché si arriva a pensare che fuori le pensano tutti uguali. E non è vero, questo è lo sbaglio più grosso che possiamo fare. Pensiamo che con atti estremisti, con atti di dire ma mi sono veneto e siamo già cioè, a forza di continuare a girare con gli stessi gruppi oppure qualcuno che cerca di raccogliere progetti dove attraverso portandoli via agli
avere un iscritto a noi Veneto indipendente che lo vado a portare via facendo i nomi a indipendenza veneta o a plebiscito, non me ne frega niente, perché quello lì è già indipendentista. Cosa sono? Siamo 1000, vuol dire che 300 sono lì, 300 sono qua, vuol dire che l'altri avranno più 80, io ne avrò 320, ma non abbiamo concluso assolutamente nulla. E ci sono tutte queste miriadi di bande, che le chiamo bande, che stanno nascendo perché ognuno diventa profeta del proprio messaggio, che pensa di far crescere la propria banda sottraendo altri da altre bande, e questo non funziona, perché io dico i proseliti bisogna farli dove? Ai centri commerciali, bisogna andare ai centri commerciali, a quelli che spingono il carrello vuoto all'inizio e che escono con il carrello vuoto alla fine, giusto per dire che sono andato al centro commerciale, e parlargli di indipendenza, spiegare a quelle persone lì che l'indipendenza se puoi fare bisogna farla con tutto quello che abbiamo detto perché dei motivi per fare l'indipendenza che abbiamo dato, ma non portando via gli altri, anche perché a forza di portare via le persone tra uno e l'altro, uno si rompe le scatole e dice sì, la banda dei matti ed è meglio che sto a casa e non sia quel paese. Questo è il risultato che vogliamo vedere. No, quindi ripeto, rispetto per tutti, però a un certo punto l'invito mio è sempre di fermarsi e di ragionare che in Veneto non siamo 1000, ma siamo quasi 5 milioni di persone da convincere. Come si convincono queste 5 milioni di persone qua? E adesso arriva il nocciolo della questione. Chi ha legato è diventato candidato? No, non sono mai stato, tu lo sai, non lo sono mai stato, ho avuto proposte nella mia vita, non le ho mai accettate. Adesso però, tirando dopo questi 20 anni di esperienze, di percorsi, arrivo a uscire dalla tribù dove mi sono sempre critizzato e uscire fuori. E allora giro con il mio lavoro giro. Questa settimana sono andato da un fornitore che prende la classica aziendina fatta da 3 fratelli, 2 fratelli e una sorella, vado dentro, ormai ho i raggi X dell'azienda, come entro, vedo, so già il fatturato che fanno, come sono messi in banca e come sono messi col lavoro, guardando da fuori. E infatti vedevo che c'era qualche erba che girava nel cortile, la casa che non era ancora finita di biancare e che Diego Maglioni la fa via subito al volo perché ha bisogno del lavoro, però si rimanda perché vedi la pittura vecchia e queste cose qua non le vedevi 20 anni fa, perché la gente aveva proprio soldi che andava in bianchino e gli faceva questo, l'erba era tagliata, era curata, vai dentro e trovi cosa? Trovi la piccola azienda veneta classica, che può essere anche la lombarda, dove c'è la sorella che fa l'impiegata, arriva più tardi perché deve anche portare a scuola i bambini, arriva più tardi, poi va in fabbrica a dare una mano a caricare il camion, l'altro fratello fa l'impiegato e il disegnatore tecnico e va in fabbrica e l'altro fisso in fabbrica. Questa era l'azienda. Persone bravissime, uno tra l'altro un artigiano che lavorava con l'AutoCAD e con il disegno 3D, che non è facile da fare, e che mi spiegava tutti i progetti che voleva fare. A un certo punto gli ho detto, guarda, come va? Insomma, c'è poco lavoro, le banche chiamano, qua ci vorrebbe, bisognerebbe fare. Mi sono preso la briga di usare 20 minuti del mio tempo per spiegargli quello che io ho fatto in 20 anni. Io ho parlato di rivolta fiscale e gli ho detto cosa? Io ho parlato di IFE, come? Io ho parlato di referendum per l'intervento, io ho parlato di... sono stato in prigione, quando? Ma chi sei? Delegato giù? Non ti conosco. Non era a Reggio Calabria questo qua, era a 10 km da casa mia. Chiaro? Allora, questa è la realtà che c'è fuori. Questa è la sporca, nuda realtà che c'è fuori. E se vai a parlare di questo che c'è la Serenissima Repubblica, ti manda a cagare, scusate la parola, e dice sei pazzo. Ma con questo qua non era un cretino, era una persona che va anche a vendere il proprio prodotto all'estero, che ha un rappresentante che cerca, che va. Guardate che lo
sbaglio più grosso che possiamo fare è pensare che tutti siano pronti. L'ho detto e lo ridico. Qualcuno vuole fare il referendum immediatamente adesso? Io lo firmo subito, nessun problema. Sicuramente io non darò voto, se qualcuno lancia questo percorso qua, darò una mano anche per questo. Però attenzione, la domanda è: siamo pronti? Ci mettete la mano sul fuoco al 100% che siamo pronti? Io rischio, e adesso parlo di questo. Siamo pronti al 100%? Chi ci mette la mano sopra? Chi rischia tutto, perché qua rischiamo tutto con una cosa del genere? E se per caso succede come la Scozia, Leo, cosa succede? Cioè, succede se vai bene. Vabbè, se tu crei un precedente, succede che al massimo ritardi di altri 15 anni. Ecco, possiamo permetterci altri 15 anni? No. Possiamo invece permetterci di aspettare 15 mesi, dico io. Stiamo parlando di quello, perché è chiaro che l'informazione sul referendum, sul percorso indipendentista è cresciuto esponenzialmente, perché tu parlavi e io parlavamo di indipendenza da quanti anni? Diciamo che abbiamo aumentato 5 anni fa, però già 5 anni fa a te ti vedevano più matto di quello che sei adesso, come me. Però nell'ultimo anno la crescita esponenziale è stata molto alta, perché poi i fatti, questo referendum online che è stato fatto da plebiscito, e poi uno la pensi o no, dico un po', anche questo è servito, perché ne hanno parlato sui giornali, le stampe e tutto. Poi che qualcuno è andato in galera per questa cosa qua e tutti ne hanno parlato e si sono sentiti scandalizzati per quello che è successo. Bene, ma dopo 148 anni di schiavitù, anzi di servilismo verso l'Italia, possiamo aspettare altri 15 mesi? Adesso c'è tutta questa fretta di fare, no, bisogna fare, ok, perfetto, fatelo, ma guarda, fate bene i conti, perché il referendum del Veneto non può farlo un gruppo solo, ed è quello che dico sempre io, dobbiamo farlo tutti. Allora la famosa Scozia ha impiegato 2 anni di campagna elettorale. Ecco, 2 anni di campagna elettorale, e qua qualcuno per egoismo politico e per paura di non apparire o di perdere lo scranno del salvatore del Veneto, mi sembra che ci sia questa maniera di apparire, di voler fare, di anticipare le cose con il rischio di perdere tutto qua. Allora sinceramente io dico e propongo già da tempo una seria tavola rotonda, chiamiamo di tutti i matti veneti, che ci sono io dentro, chiamiamoli così, dove ci sediamo e facciamo un percorso unico. Questo non vuol dire che il mio percorso è migliore dell'altro, vuol dire che se mettiamo su questa tavola rotonda 5 percorsi, e i percorsi possono essere la dichiarazione unilaterale di indipendenza, bene, possono essere le votazioni regionali, bene, il referendum, bene, la storia, bene, mettiamola tutta qua, ma è inutile che questi gruppi qua vanno avanti a suoni di colpi di accoltellate nella schiena uno con l'altro, perché non porta a niente. Allora parliamo, cos'è che vuoi fare te? Poi è chiaro che se mi arriva uno mi dice io ho il gruppo mio che si chiama Brigata con Muschini, senza dire niente, e dietro c'è lui e il fratello. Dico scusa, porta pazienza, siediti di un attimo. Ma se uno ha creato un gruppo serio, dove ci sono delle persone serie che credono in quell'idea lì, io non sto a dire che quell'idea lì è da pazzi, dico sediamoci, portiamola avanti insieme. Allora, diamoci delle scadenze. Ci sono le elezioni regionali da qua, che sono quelle più imminenti, da qua a marzo, abbiamo 5 mesi abbiamo questa scadenza, portiamo avanti questa, bene. Dopo cosa vuoi fare? Ma io voglio fare un'altra cosa che sarà a maggio, bene. Non vuol dire eliminare una cosa a vantaggio di un'altra, vuol dire portarle avanti tutte insieme. Perché il referendum, per organizzare il referendum, ripeto, non nella tribù, ma organizzarla fuori, vuol dire che devono saperlo a Belluno e devono saperlo a
essere solo io che lo porto avanti, perché devono essere tutti i gruppi Veneti che lo portano avanti. Ma cavolo, mi sembra che sia chiaro quello che dico, ma sono riuscito, dico, a far sedere allo stesso tavolo i comunisti veneti con i fascisti veneti. Ce l'ho fatta e per me è una grande vittoria. Si sono seduti, si sono guardati male per 5 minuti e poi ho detto ragazzi, adesso parliamo di indipendenza, non di destra o di sinistra, siete d'accordo che due si impegnano. Allora, diamoci la mano per farlo. No, qualcun altro ancora mantiene le proprie posizioni di dire ma io sono partito prima, io sono partito dopo, no, le regionali non servono niente, le regionali servono per ricaricare. Guarda caso però, quelli che dicono che chi vuole andare alle regionali è un caricaro, poi cerca l'appoggio dei veri caricati che ci sono adesso in regione per dirgli scusa mi fai passare questo ordine del giorno qua. Allora perché andate a chiedere alla regione che vi appoggi questo? Perché andate a tirare la zaia per la giacchetta perché vi porti avanti il referendum quando dietro gli dite che è un carregalo oppure chi va in regione adesso è un carregalo? Dov'è il problema? Parliamoci chiaro, il referendum per l'indipendenza del Veneto, la proposta di legge è stata votata, anzi è stata presa in mano non dal gruppo indipendentista veneto in regione, che non c'è, ma da Valle Gamberi, che è consigliere regionale qua vicino di queste zone, che arriva dall'UDC, che non mi sembra che l'UDC sia indipendentista, giusto? Però grazie a quella persona lì, che dobbiamo sempre dare l'atto, che ha dato la possibilità ai beni di discutere di questo, abbiamo iniziato questo cammino tramite Cantalutti, tramite Morosi, io li ricordo tutti, non faccio distinzione di nessuno. Bene, allora la domanda, se invece di avere avuto un consigliere regionale dell'UDC in regione, avessimo avuto 5 o 6 consiglieri regionali indipendentisti, dov'era il male? Dov'è che c'è il male in questo? No, ma sono indipendentisti, ma sono carregati. Ebbene, abbiamo sabato scorso, c'era anche tu a Mestre, dove abbiamo fatto la riunione degli indipendentisti europei. Quelli sono tutti carregati, certo, prendono anche i rimborsi, però sono quelli che stanno portando avanti la legge in Catalogna, sono quelli che hanno votato per la Scozia e sono dentro nelle istituzioni, per cosa? Perché vogliono il referendum dell'indipendenza. E allora cosa vogliamo dire? Noi indipendentisti puri, serenissimi, che ci facciamo la Repubblica Serenissima? No, il referendum della Scozia non è valido perché non è stato fatto da persone pure, perché non dovevano entrare dentro l'Costituzione. Ma cosa stiamo parlando? Qui sono deliri questi, più che ragionamenti. Allora lasciamo da parte i deliri. Allora, mandiamo avanti, ma questo non ma sì, dicono che ha negato sì, però quello no. Io dico sempre, c'è la libertà di voto, potrete scegliere se votare per negato, se dico bene, potrete un altro, o c'è Bononcini, o Cantalutti, o tutti quanti, ognuno avrà la propria persona su cui si riflette meglio, perché io non posso piacere a tutti quanti, guai, ma ci sarà qualcuno che si riflette meglio in me, qualcun altro che si riflette in un altro. Dov'è il problema? C'è qualcosa di nascosto in questo, ma aspetta che sta parlando così, però sotto vogliono pensare a qualcos'altro. No, questo è talmente semplice questo percorso, è talmente semplice che non capisco dov'è che si può trovare il male in questo. Voler partecipare alle regionali perché? Ma ti dico, ma perché andare alle regionali quando al referendum lo possiamo dichiarare noi? Beh, c'è solo un piccolo problema di quello, che quando poi vai a chiedere con forza, giustamente, la libertà di fare questo, perché è vero che la Scozia ha aperto una grande breccia alla Scozia, perché adesso la Catalogna, ne speriamo tutti che vinca il referendum, perché creare un precedente è una cosa grandissima. C'è solo un piccolo particolare, che qualche organismo internazionale ti potrebbe dire sì, giusto, avete il diritto di farlo, perché le leggi internazionali, la Carta del diritto dell'uomo ti permette l'autodeterminazione, però uno ti potrebbe dire scusa, ma
se tutti i veneti sono così, vogliono tutti l'indipendenza. Piccola domanda, perché non avete rappresentanti politici dentro la regione Veneto? Possono fare questa domanda? È una domanda lecita che la possono dire. Ma se tutti i veneti vogliono l'indipendenza, perché non avete un consigliere regionale almeno indipendentista? Questa potrebbe essere una cosa che ti sollevano e ti dicono, beh, allora avere una rappresentanza politica indipendentista in regione può far solo che del bene alla causa indipendentista. Poi uno vada a cercare, ripeto, gli scheletri nell'armadio di tutti quanti in questo momento qua, invece di andarli a cercare quelli che ci hanno governato 50 anni fa, e sicuramente la stampa ci faranno ci correranno un massacro a tutti noi perché lo immagino già, ma va bene. Dov'è il problema? Dov'è il male in questo? Dov'è il male di avere una rappresentanza politica che porti avanti questo lavoro? Ebbene, noi vogliamo fare questo, esattamente questo alla luce del sole. Per fare questo abbiamo detto ancora a maggio, perché questo progetto è partito a maggio, troviamoci tutti quanti, troviamoci, discutiamo, il famoso masterplan, e ognuno metta sul piatto della bilancia ciò che ha, ciò che può dare, ciò che può offrire a questa causa indipendentista. Ci sono stati i primi distinguo, l'indipendenza veneta ha detto no, perché a loro non interessa il percorso delle elezioni regionali, hanno avuto la possibilità anche loro. Noi pensiamo solo al referendum e usato con plebiscito ha detto no, noi no perché con quelli lì non ci sediamo. Bene, ok? Allora cominciamo a fare il distinguo. Io invece sto dicendo che mi siedo anche col diavolo per arrivare all'indipendenza, perché se devo arrivare all'indipendenza mi siedo col diavolo, perché la posso guardare l'indipendenza. Dopodiché quando saremo indipendenti ci useremo i primi 6 mesi per insultarci, per farci le cause, faremo tutto quei 6 mesi lì, il disastro, ma adesso devo portare a casa il risultato. Se non porto a casa il risultato adesso, e se andremo alle regionali e ci saranno i distinguo oppure ci saranno i sabotaggi da parte degli stessi veneti contro questo gruppo, vuol dire che non abbiamo capito niente. Vuol dire che abbiamo perso l'ennesima occasione persa, regalata all'Italia, l'Italia comprava in questo, e noi staremo lì a proclamare le repubbliche serenissime, a invocare il Doge dall'alto, a invocare la storia, a dire che noi non siamo italiani. È vero, anch'io non sono italiano, però quando passo il confine, quando vado in aeroporto, sui voli internazionali, magari in Austria te la fai anche passare da parte di identità veneta, ma quando sali sull'aeroporto per i voli internazionali vogliono vedere col passaporto dove c'è scritto Repubblica Italiana. È in quel momento lì che a uno piaccia o no, sei italiano. E io mi vergogno di tirarlo fuori quel documento lì, però sono italiano, ho quell'etichetta lì che me la devo togliere, e per toglierla devo fare anche questo percorso qua. Quindi tutti i distinguo, tutti i sabotaggi mediatici e gli altri gruppi che ci sono in giro sono solo cose che fanno del male a questo percorso qua. Perché parlare male è una cosa, proporre è un'altra. Proporre cose fattibili, non ho detto facili, ho detto che è il percorso più semplice. Uno dei percorsi più semplici, perché se le regionali sono a razzo e vuoi caso metti che noi Veneto Indipendente vinca sia il partito numero 1, ma questo sta ai Veneti, se noi Veneto Indipendente è il partito numero 1, non facciamo nemmeno il referendum, perché il voto popolare ci ha detto dichiarate l'indipendenza, dichiarazione unilaterale di indipendenza, ma non si può fare. Sapete a me cosa me ne frega che non si può fare? Sapete cosa me ne frega a me e qualcun altro del nostro partito? Nulla, la faremo. Ho già detto, se servirà ancora qualche giorno o mese di galera, lo faremo. Ma che mandino chi vogliono mandare, perché se il popolo ci autorizza ad essere rappresentati da noi faremo questo. Non vinceremo, arriveremo secondi in
3 quarti, cosa faremo? Continueremo a portare avanti il progetto referendario e indipendentista all'interno della regione. Qualcuno trova ancora qualcosa da ridire su questo? Io no, molti altri di noi no, stiamo lavorando sul territorio, su tutto il Veneto per questo, passando tutte le province, abbiamo creato le squadre provinciali dove ognuno comincia a lavorare sul proprio territorio e dobbiamo rompere quel muro che ci ha messo finora contro, andare a parlare, anche saluto il sindaco Marzò che ogni tanto può dire qualcosa, e cominciare a parlare con i sindaci che non si sentono più rappresentati anche dai partiti classici e dire vi appoggio, andiamo avanti con questo progetto qua, perché sono i voti alla fine che contano e i venti, ripeto, in quei 20 anni di esperienza che mi sono fatto, le rivolte fiscali non le fanno. Leo, io e te la facciamo tutti i giorni, ma non le fanno. Sono casi ormai diventano casi da studio dello zoo di New York, cioè ti dicono ma questo qua, oppure te le lasciano fare perché siete talmente in pochi che la fanno e te la lasciano fare. Così non ti mettono neanche sul giornale. Andare in piazza, non vengono in piazza, non vengono. E per farli venire in piazza bisogna essere tutti uniti, o almeno avere l'intelligenza, come ho detto io, di non lanciare gli eventi su Facebook e scrivere se non vieni alla mia manifestazione sei una testa di cazzo. Almeno quell'intelligenza lì, perché se uno mi scrive questo, io per la manifestazione no, non ci vado. Perché devi dire, prima di lanciare l'evento, troviamoci tutti a lanciare insieme l'evento, perché è chiaro che dobbiamo ancora rompere quei sentimenti, quelle cose vecchie, che se me lo lancia quello là io non ci vado perché non abita sulle mani, ma se lo lanciamo tutti uniti, prima lo discutiamo e dopo lo lanciamo, non lanciamo e dopo lo discutiamo. Ho fatto gli esempi più stupidi, banali, che i bambini verdi dicono oggi facciamo una partita di calcio, chi non viene a giocare con noi è un cretino, i bambini hanno visto che non hanno problemi, i bambini rossi non vanno a giocare a calcio. Invece i bambini rossi, verdi e gialli si mettono unito e facciamo un campionato di calcio, ma non potete giocare a calcio. Eppure ci sono ancora questi passi, questi sono passi, non matti, sono passi, che fanno solo vedere male al percorso del vento e qualcuno li segue ancora come fossero nessuno. Ci vuole un modo di parlare, un modo di comunicare, trovare il modo comune, il filo comune che ci può portare a muovere le persone. Se non si fa questo, non si porta a casa nulla. Quindi le rivolte fiscali non le fanno, le manifestazioni di piazza non le fanno, perché è inutile che continuiamo a muovere le 30-40 persone che corrono da Verona a fare una manifestazione a Venezia per quelli di Venezia che stanno a casa a guardare, e questi cosa vogliono vedere un mese qua? Dobbiamo farli muovere in un'altra maniera, come? Spiegando, facendo vedere che non siamo dei pazzi, perché la maggior parte delle persone fuori per cui, ripeto, sono le persone che ci osservano e se facciamo atti inconsulti ci mettono subito nella carta dei matti. Perché le persone cercano sempre una scusa, cercano prima le scuse per dire non ci sto e non dobbiamo dargli la possibilità di fare questo. Prima di piazza niente, cos'è che si può fare? Chiedere ai veneti il voto. Quella è la rivolta più rivoluzionaria che fanno, perché sono dentro un'urna dove non vengono visti ancora, perché fino a che non metteranno qualche sapente che ci guarda anche lì, e quello che lo potrai portare lì. Poi ripeto che c'è ancora qualcuno, qualche corpo che sta lì a fare la cornacchia su questo. Guardate che se poi i veneti il voto non ce lo danno, sia chiaro, non è che in Italia lo vedo, se i veneti non ci votano e voteranno ancora Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Partito Comunista, Sinistra Ecologia e Libertà o Nuovo Centrodestra, io non me lo prendo, io prendo
vi saluto, è stato bello, ho avuto 20 anni di esperienza con qualche rimorso, per dire magari non potevo godere di più con la mia famiglia e mia moglie, ci ho provato, non rompetemi più le palle, il primo che mi viene a dire che bisognerebbe fare è prendere una legnata sul mento secca, lo uccido qui immediatamente, il primo che mi viene a dire ancora Massimo devo fare lo legno, che dopo passo, basta democrazia, passo subito all'autarchia, basta, e fine, ci proviamo, non funziona, ben venga, mi metto da una parte, sto lì ad aspettare le varie repubbliche serenissime proclamate, perfetto, e attenderò come fanno tutti gli altri veneti, tranquillo, senza nessuna discussione, e dico li abbiamo provati. Allora le cose che abbiamo già provato, che sono stati non dei fallimenti, perché nulla è stato fallimento, dobbiamo raccogliere da tutto questo. E qualcuno che dice ancora ma non è servito nulla, non è vero, tutto è servito, perché se non c'era chi ha negato pazzo che per 20 anni faceva queste cose qua, o altri che hanno fatto questo, stasera non saremo nemmeno qua, forse saremo sicuramente messi peggio, perché ormai la gente, se abbiamo tenuto aperta qualche cellula neuronale ai veneti, perché qualcuno ha lasciato giro questo perché serenissimo si guarda il campanile, tutto questo, tutto va bene, tutto, però deve esserci tutto, non solo una parte, perché non tutte le persone recepiscono e digeriscono lo stesso cibo, dobbiamo dargli tutto qua. C'è chi vuole un messaggio tranquillo, chi vuole un messaggio questo che mi sta bene, però deve essere solo a senso unico, dobbiamo dargli tutti qua. Quindi noi stiamo facendo tutto questo senza attaccare, il nostro percorso è aperto, le porte di noi veneti indipendenti sono aperte ancora per poco, perché abbiamo detto le lasciamo aperte fino a novembre, dopodiché basta, le chiudiamo, che non sa che non arrivino i soldi che poi arrivano a gennaio, febbraio, no, io sono io, però dovete cambiare le regole, no, il simbolo l'abbiamo già deciso, non noi. La possibilità di scegliere il simbolo ce l'abbiamo tutti, ma non sono venuti, quindi il simbolo non dobbiamo tirarlo fuori. Le porte sono aperte per chi vuole entrare, con le regole che sono naturalmente già state scritte, perché sono partecipato all'inizio, non può venire a cambiare le regole di corso d'opera, e aspettiamo che qualcun altro entri. Dopodiché, ripeto, nessuna preclusione per nessuno, perché anzi, più persone ci sono dentro, perché noi Veneto Indipendente non è un partito che ha solo uno certo scambio di persone. Io ho chiesto anche che venga qualche serenissimo, perché no? Mi è stato detto di no, non faccio la polemica, perché no? Perché no? Ma se venivano quelli che secondo te ti davano il voto a te, non lo davano a te, non è il problema. O forse c'è qualcuno che ha paura di mettersi in gioco. Anche quello è facile criticare, però poi quando ti dici mettiamoci in gioco, facciamo le primarie, vediamo chi votano di più, e accettate poi le primarie, perché se 6 in 6 o 7 candidati e qualcuno dice sono io che ho più consenso, e poi quando gli chiedi di fare le primarie, che è una brutta parola diventata del PD, però per assumere, non si mettono in gioco, allora vuol dire che magari non è più sicuro di se stesso. Comunque, concludo, il percorso aperto a tutti, però adesso noi facciamo questo. L'obiettivo è quello, la strada è quella, quindi non voglio più sentire di altre discussioni da qua, non perché non mi interessa, perché abbiamo 5 mesi da concentrarci su questo. La strada che vogliamo fare la sappiamo e la faremo con o senza cosa. Grazie. Il sindaco Gazzone, che è fuoriuscito da Sinistra Ecologia e Libertà, è venuto con noi. Fatto la battuta. Insieme anche al sindaco Cristiano Giuliani, che comunque Pavese, ma doveva una bella figlio e dovuto andare via, altrimenti rimaneva qua anni e continuare a condivido al 100% sul mio intervento, lo condivido al 100%. Proprio ora con Cristiano, con il sindaco
Giuliani si parlava appunto da entrare qua. Domani mattina dipende il bandiere in piazza a Concomarige, perché si parlava di fare riunione, cosa come, hai detto una cosa intelligente secondo me, condivido. Ho detto ma è inutile che mi fare la riunione in sala civica che convoca una serata di indipendenza o di qualcosa del Veneto, così a sprombattuto. Tanto partiamo con le bandiere, triglia a casa messi su, domani come dice giustamente, la legge sul referendum adesso si è approvata perché è legge, che qualche mese fa che ne parlava, adesso è legge, cosa arrivata? Qua la bandiera che arena, va di Gambari, non c'è va di Gambari, che è una storia particolare che sta fottuto sul discorso a parlamentare, tutto il mando che parmoggiare perché alla fine Gambari ha tutto e si è reso conto un po' perché democristiano dici, ma mi posso garantire, lo conosco mica tantissimo Stefano, però lo conosco. Posso garantire che Stefano le scuole ogni sera le dà tutto, guarda, perché è molto, ma molto vicino al territorio. Lei una sera, mattina sarà un'associazione, un gruppo ILP, sulle sociali, specialmente sociali. Quindi è però intanto hai capito che è così. Lui, quando l'ha proposta, la mia portata solo naturalmente la legge, se deve studiare qualche giorno sanno che qualche giorno si capisce tra virgolette civico, però la Lega se l'ha fatta, ragazzi, ma poi facciamo il posto, perché se non parlava adesso dei padroni del corso, non si muoviamo come appoggiare la legge. E allora si sta un po' costruiti da casa di un valore. E si va a capire alla fine, però, un risultato importante, non può parlare, legge 16 approvata, c'è. Adesso condivido anche il fatto di andare via piano piano, andare in corsa non serve, perché se busemo. E il discorso della carrera, due cose, non so perché, purtroppo la politica, ad esempio, lo dico sempre, quando mi sento uno che dice, ma non mi interessa mai la politica, che uno deve avere più sballone che ne faccia, perché la risposta migliore è quando uno dice a me non mi interessa la politica e quando uno dice a me non mi interessa niente regionali, risponde anche così. Io non mi interessa niente, però applicati che ritornerà, che va a Gambari, giustamente su tutti gli rincioppare ancora, perché se non aveva un altro a proporre un'idea migliore, da quello bisogna governare, partendo dal sindaco, provinciali, regionali e via dicendo, bisogna che uno che sia, 1, 2, 3, se meglio che sia più giusti. Quindi quando uno dice che interessa la politica, niente di più sbagliato perché la politica è vita, perché se guardiamo anche all'amministrazione comunale, dal primo giorno che si nasce e papà va a scrivere su fiore l'anagrafe. Quando uno muore, il parente va in comune perché è morto, quindi per cimitare tutto quanto. Quindi dalla nascita alla morte, in comune deve essere che le scuole, che le strade, la palestra. Questa è la politica, quindi la politica è la nostra vita di tutti i giorni, di tutti i santi giorni. Quindi a dire non mi interessa della politica, a dire non ti interessa la mia, della tua vita. Infatti la nostra vita si vede che a chi diventi la gente. Io ho fatto le regionali, le amministrative qua a maggio, ho fatto porta a porta come campagna elettorale. E ho perso per settembre a spiegare alla gente, questo si è fatto prima, a come si fa a votare, non perché votare e arrivare anche alla soddisfazione di parlare un attimo dei problemi del comune, come si fa a votare, cioè si vuol dire che sembra una storia di 1100 anni, che cosa che tu metti, quindi è giusto partire, bisogna partire il discorso delle pareghe, o le così o le si può stare dall'altra parte, non ti segniamo paregato, allora per la stessa ragione sono per me un paregato, perché vuole il poltrona del sindaco, però la garantisco che il poltrona del sindaco mia, ma si sa bene la vita, perché non mi sento mai che siete 10 minuti per andare alla posta e guardare la posta elettronica e la posta che arriva a casa, usare l'ufficio, usare fuori, quindi la prima carrega per me, però è una carrega che sono un sindaco che bisogna che ci sia, sapete, senza roba pubblica, diciamo come la guida, quindi come dice Lucio, e i 2, i 3, i 5, più
quando uno diventa consigliere regionale, è la segretaria che ti dà la mano, che ti coordina, che ti aiuta, che ti sei possibilità dei soldi e che ti sei visibilità a livello di stampa e tutto quanto. Quindi femo quel passo qua, 1, 2, 3, portiamo le case per sé che si potevano, ma femo un passo alla volta e così. Grazie a tutti, viva San Marco. E soprattutto ricordiamoci che se non vendevano altri da anche magari, quello li chiama. E se avevamo la stampa e dicevamo la stampa non ha ne serve niente, anche questo è un bel discorso. La stampa non segue, allora la stampa perché la segua o da Simprasone, come ho fatto lì, quindi se versate di visibilità da Simprasone, poi di visibilità in realtà, oppure devi rappresentare qualcuno, perché se uno fa una manifestazione, siamo in 40 e noi vieni anche un giornale, com'era? Per un motivo molto semplice, perché se la stessa manifestazione, ad esempio un mese e mezzo fa, la Meloni, proprio la Meloni, nuovo centro, no, la Meloni la Daily d'Italia, di tutti i ricercati, che ha fatto una manifestazione davanti a Montecitorio e quel che faceva il ministro della difesa, la Russia e altri erano in 5 davanti a Montecitorio con le bandiere, che erano tutte le TV, perché non era parlamentare. Se fa una manifestazione un altro partito all'interno della regione e va fuori il consigliere regionale, allora stampa, perché ti manda un comunicato stampa, il consigliere regionale lì fa la manifestazione, quanti eri? 10, arriva le stampa, intervista e tutto. Perché? Perché rappresenta qualcuno, se non ti rappresenti nessuno, non è pretendere che ti domanda qualcosa. Allora sì, belle tutte queste rappresentazioni, belle queste autonominarsi portatori del popolo, però se dopo sono autonomi che finisce lì, non serve. Questo non vuol dire abbandonare l'autodeterminazione o abbandonare tutto il resto, vuol dire percorrere anche questo. E Valentino, qualche ormai come più sermonale spirituale, perché dice sempre del sito, intanto si va prima che così. Perché? No, perché mi rivolgo a te, perché dico sempre le stesse robe, non mi è cambiato pensiero. E da quando sono, da prima che adesso che vuole fare le regionali, e voi vuole fare le regionali. Che la gente la dica su o no, le regionali, voi fate. Vuoi darvi la possibilità, assieme agli amici di tutti gli ammoniari sotto, dei eventi indipendenti che adesso se abbiamo messo dentro, e basta. Noi vogliamo fare questo. Vi piace? Dateci l'appoggio, non vi piace? Lo stesso, ma facciamo lo stesso. Se vi piace o no, lo facciamo. Se intendiamo Gianluigi sente, adesso passo dopo una cosa, dopo che ho parlato della carne della Sparrini, no, a noi qua parli, no, assolutamente perché è una cosa importante da ricordare nel gruppo Noi Veneto Indipendente, che venne fatto pensare, le donne forti che te ne danno mano, però poi te ne fa pensare, che il grosso del lavoro organizzativo di segreteria, anche fuori che la Cinzia Pioro che la sente, è sempre delle donne che lavorano in silenzio dietro alle altre, quindi tante cose riusciamo a fare perché abbiamo delle bravissime donne che in silenzio ne fanno il lavoro di segreteria, organizzare, mandare le mail, che ne permettono ad altri maschietti di parlare. Mettete in buona questo perché le sta organizzando una festa delle donne dove la dito che ne farà pagare tutto quello che ha subito. Allora questo è il modo di annunciare eventuali pene. No, ma è giusto ricordare un grande applauso a tutte le donne che si danno a fare, perché è una cosa, e giustamente la Cristina, la Silvia, la Elena, tutte quante, che ringraziamo perché fa sempre questo grande lavoro di tenermi in riga, perché altrimenti siamo bravi a fare le guerre, però ne serve sempre quella che ne stira le camicie e che non ne passano nulla. Gianluigi 7,
fare presente adesso per mangiare qualcosa, dopo arriva la carne e i mascarini e se volete qualcosa che volete vieni pure su tranquillamente. Grazie. Allora, buonasera, Gianluigi 7, ma faccio parte del movimento indipendente insieme a tutti voi, spero. Allora, io guardate, sono appena arrivato, quindi non so cosa ho detto prima di me. Io vi voglio solo dire una cosa, perché Lucio è qua sul palco, adesso mi ha chiesto di venire qua sul palco, però in un certo senso tutti noi dobbiamo essere sul palco, ma in realtà non è che dobbiamo essere qua, perché ultimamente ho un po' la sensazione che noi tutti i movimenti indipendentisti facciamo le feste, ci troviamo, facciamo riunioni, però ultimamente ce le stiamo un po' raccontando. Ditemi se sbaglio, perché è una cosa che è ora che cominciamo tutti insieme, io lo sto facendo nel mio piccolo, di uscire e andare a parlare con la gente. Perché proprio ieri sera, durante una serata eravamo a Mestre, hanno fatto vedere un film, adesso non mi ricordo il titolo del film, raccontava appunto la storia del professore che dava a degli alunni un incarico da fare per cambiare il mondo e qualcuno si lamentava perché diceva cambiare il mondo è difficile, è duro, non si può fare, ma un bambino ha dimostrato che basta che io parli con 3 persone e queste persone non di loro parlare con altre 3, in modo esponenziale praticamente il messaggio viene trasmesso a una moltitudine di persone, quindi bisogna parlare con le persone e spiegarli. Per fare questo bisogna anche trovare, cioè noi sappiamo cos'è l'indipendenza, però molto spesso la gente non sta ad ascoltarti ore e le ore, e forse tutti insieme, perché non lo dobbiamo fare solo noi perché siamo qua sul palco, dobbiamo trovare anche degli slogan per andare a raccontare alle persone facilmente, in modo diretto, cosa raccontare. E questo ve lo dico perché anche voi, cioè, dovete far parte di quel gruppo, di quelle persone che si devono dare una mano. Se qualcuno ha un'idea, non abbia paura ad alzare la mano o di parlare con qualcuno e dire guarda che secondo me bisogna fare così. Perché magari dopo noi, grazie anche alle donne, come diceva prima Lucio, trasportiamo a loro pensano magari a mettere su carta, le danno ai grafici, le danno a chi dopo le da trasmettere in media. Però abbiamo anche bisogno di idee perché magari noi stiamo attenti a fare certe cose e magari non abbiamo il 360 gradi sul punto che magari voi avete. Quindi anche questo per dirvi, se noi, io sono qua, prima lo sono lì, dovete venire qua voi a dire la vostra stasera, perché è questo che noi abbiamo bisogno. Dopo noi magari andiamo a parlare in tv, andiamo a il posto dove possiamo andare. Certamente se siete anche voi che ci accompagnate questo ci dà forza, però sappiate che il movimento, se siamo noi, appunto noi tutti insieme, vi volevo poi riagganciare quello che stava dicendo prima Lucio. Purtroppo i media non ci danno ascolto, oppure dobbiamo dare del tempo per fare in modo che questi vengano. E vi racconto un aneddoto. Quando nel settembre 2012 presentammo la famosa risoluzione 44, ed è un po' quello che è successo l'11 di settembre, voi sapete cosa è successo l'11 di settembre?
chiamare regime, perché così dobbiamo chiamarlo come siamo, e vi figurate che noi riusciamo ad avere praticamente quell'esposizione mediatica che invece hanno gli altri partiti, perché sono loro in questo momento che pagano i giornali, sono loro che ricevono i finanziamenti pubblici da quelli che ci sono adesso. Volete che quelli praticamente vogliono che i giornalisti scrivano di noi? Possibile. Ve lo ricordavo appunto quando facevano la risoluzione 44. Io personalmente, colui tanto Rutti che conosci qui in evidenza, andammo dal vice direttore dell'Arena, si chiama Prando. Arrivavamo, ci sedemmo in ufficio da lui, con due accolti, e gli dicevo, scusami, ma sai che è stata presentata un indirizzo politico, una risoluzione in comune, la numero 46 comune e regione, la 44, che impegna il Consiglio regionale di dire un referendum per l'indipendenza del Veneto, con la massima urgenza e con tutte le risorse disponibili, settembre 2012. Quella risoluzione ci fece andare al tempo, come indipendentisti, sui primi tre giornali russi, prima notizia per cui c'era l'articolo 21 delle 8 della Rai 1 in Russia, e su 56 giornali di tutto il mondo in prima pagina. A dicembre di qualche mese dopo, per dire, Los Angeles Times, prima pagina il giorno di Natale, che ha la tripla tiratura con il giornale del Corriere della Sera, il Messaggero e la Repubblica messi insieme 3 volte, ok? In prima pagina c'era scritto, se ben ricordo, il ritorno dalla Repubblica Serenissima di Venezia. E i giornali italiani del 2012 avete visto qualcosa? No. Ecco allora perché vi raccontavo il discorso che facevamo prima. Bisogna parlare con la gente, perché la nostra forza sarà purtroppo quella di andare porta a porta a bussare e convincere le persone e portargli, diciamo, i messaggi, perché magari non tutti voi hanno magari la conoscenza integrale di cos'è il nostro movimento, però l'obiettivo è quello, sappiamo che arrivati là ci sarà il benessere. Qual è il problema che ci ricorrerà da qui in avanti? Allora, sicuramente ci sarà fatta una campagna contro quando riusciremo veramente a sfondare, perché sfonderemo sicuramente. E le prime cose da sapere saranno quelle che ci diranno: ma guardate che voi siete piccoli, dove volete andare come Veneto? Guardate che dopo le pensioni chi le paga, diranno la nostra gente, perché cominceranno a spaventarli. Però queste cose noi le dobbiamo invece capire, sapere che noi da soli, tipo già oggi, diciamo noi che manteniamo le pensioni in tutta Italia, ok? Se mai sarà l'Italia che dopo avere i correnti a pagare le pensionati, perché sapete benissimo che le pensioni che voi ricevete, per esempio, chi le percepisce perché è arrivato in pensione, non le prende perché ha pagato i contributi fino al giorno della pensione, li prende perché c'è qualcun altro che sta lavorando e chi lavora paga le pensioni. E quelle pensioni che uno percepisce sono dentro a quei 41 miliardi di euro che ci ritornano dallo Stato, ok? Però che ne paghiamo 70. 9 sono di interessi sul debito pubblico e 20 sono quelli che spariscono, che non sappiamo dove andiamo. Quindi domani spaventeranno la gente dicendogli: sì, dopo la pensione chi te la paga? Non te la paga, il Veneto se le paga, perché anzi con 41 miliardi di euro mi vola la pensione, però anche 29 in più, che vedremo cosa farne. Cosa che ne penso? Sappiamo benissimo che il passante del mestre è costato 1 miliardo e 2. Quindi il Veneto da solo ogni anno si fa 20 passanti di mestre. Per far quello l'Italia ci ha messo 30 anni, giusto per capire. Ok? Con quei 20 miliardi, ma con i primi 9, quindi cosa succede? Possiamo dare la pensione a tutti, la sociale a 1.000 euro, la pensione sociale a 1.200 euro. Possiamo fare in modo che le imprese, le nostre imprese, sapete che sono tassate al 75%. 67, 68, se andate a fare i conti alla fine dell'anno, al 75% uno che libera tutto va a finire in tasse. Direte, quello lo so, è così. Allora, però uno mi dice, va bene, quello su quelli che guadagni, a parte che lo pagano non prima che ancora guadagnare, perché uno quando va a fare la conto a novembre paga 102,5%, ok? Uno svizzero mi ha detto che quando fa, scusa, è una
con circa 3 miliardi di euro, possiamo fare in modo che se un imprenditore ha un dipendente, questo dipendente paga, diciamo, ai costi di quel dipendente di circa 3.000 euro a fronte, adesso vado alla Spagna, di 1.500 euro di stipendio versato direttamente nelle tasche del lavoratore, fa in modo che praticamente nel Veneto succederà che quel dipendente gli costerà al datore di lavoro 2.400-2.300 euro e il dipendente che invece di prendere questa paga 1.500 euro te ne ha 1.800, 1.900 che non siano anche 2.000, perché tutto questo è nelle nostre quote. Altro che quando poi non dire passiamo al cuneo fiscale del 1%, del 2% mettiamo gli 80 euro. Non so se avete capito che un'impresa che si trova ad avere un costo domani mattina, dopo l'indipendenza, va con 3 miliardi, di 500 euro in meno, costo del dipendente, e il dipendente che ha 500 più in tasca, solo quello che non può fare economia di parte il giorno dopo. Ma questo senza far niente, soltanto diventando un dipendente. Dopodiché, ARCI, IMU, IRPE, tutte quelle tassine lì che praticamente ci hanno aumentato che ogni anno continuano a crescere, quelle spariscono. Io sono appena uscito dall'autostrada, perché è più comodo venire da Peschiera fin qua in autostrada. Cioè, non inventa niente. Non c'è in quei 29 miliardi, ma ne basta meno di uno per fare in modo che anche le autostrade siano gratuite e anche meglio fatte e meglio servite. Cioè, ripeto, il passante di Mestre è costato 1 miliardo e 2, ci hanno messo 30 anni loro a darcelo e noi da soli ogni anno con quello che facciamo ce ne faremo più di meno. Avete capito quale differenza che siamo? Appunto per questo quando ci diranno guarda che voi siete veramente dove Leonardo, tutti si ingrandisse e quando si piccolino. C'è un libro che si chiama The Size of Nation che dimostra che in Europa gli stati dove si sta meglio sono quelli praticamente che vanno dai 4 ai 6 milioni di abitanti. Tanto è vero che il reddito pro capite di questi stati tipo Finlandia, che ripeto che è diventata indipendente nel 1920 e qualcosa dalla Russia, che era uno stato poverissimo, oggi è uno degli stati dove si sta meglio di tutti. Allora, e dove praticamente il reddito pro capite va dai 40 ai 70 mila euro, se andiamo a fare il conto di Finlandia, Svezia, Norvegia, Belgio a quasi 9 milioni di abitanti, ma cazzo da qua, la Croazia, la Slovenia, questi sono stati i più piccoli del Veneto. E dopo ricordatevi a questa gente che soltanto il PIL della provincia di Vicenza, quello di Verona è più alto, ma il PIL della provincia di Vicenza è uguale a quello della Grecia, della Svezia, del Portogallo, messi insieme, quindi piccoli va a dirlo a qualcun altro. Ok? E dopo ci presteranno in giro, ci diranno guardate secondo l'Europa, perché è normale, questo dovete saperlo, che quando diventeremo indipendenti saremo un nuovo Stato, ok? E per questo fatto, a parte che l'Europa si è già mossa in questo senso, perché domani pomeriggio nel senso che è ovvio che la Catalogna dopo il referendum diventerà indipendente, anche se la Spagna sta tentando, come in Italia, di fargli ha fatto ricorso alla loro costituzionale, ma loro lo faranno lo stesso. È evidente che la nascita di un nuovo Stato dovrà dopo essere accolta dentro l'Europa. Ma voi pensate che il Veneto con 150 miliardi di PIL, che Fitch ha definito che senza l'Italia saremo in A++++, cioè praticamente uno Stato non solido, di più, che non ci vuole in Europa, perché ve la metteranno davanti questa cosa, e dopo restate fuori euro sì, euro no, decideremo noi. Ma non sto qua a spiegarvi i trattati europei che hanno fatto nascere l'Europa, nessuno di noi li ha votati, e nessuno di voi, se chiedo a qualcuno di voi cosa sono, cosa c'è scritto là sopra, nessuno di voi lo sa. E se vi dico cosa c'è scritto, vi giuro, ma il mio nonno che è nella tomba, che nel sogno del loro racconto si sta rivoltando nella tomba,
faccio un esempio del MES. Il MES è praticamente quel fondo salva stati dove l'Italia si è impegnata a versare 120 miliardi di euro. All'articolo 2 c'è scritto che è un fondo di diritto lussemburghese, non so se qualcuno di voi si intende di finanza, un fondo di diritto lussemburghese dove gli appartenenti di quel fondo non sono soggetti a nessun controllo, a nessuna polizia, praticamente loro sono immuni da tutto. Praticamente è una società privata a cui gli stati si sono impegnati, l'Italia, a dare 120 miliardi. Ed è scritto nero su bianco. All'articolo 2 e all'articolo 8 c'è scritto così. E quelli che sono stati praticamente